Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dunque andiamo a vedere cosa è successo in queste ultime ore. Chiaramente pagina dedicata in pratica alla situazione della guerra in Ucraina. La protezione civile della regione Friuli Venezia Giulia si sta preparando, nel caso fosse necessario e richiesto, l'allestimento di campi d'accoglienza per profughi in Slovacchia e Moldova. Inoltre è in fase di valutazione l'ipotesi che il Friuli Venezia Giulia possa ospitare in coordinamento con il sistema sanitario il centro di smistamento per farmaci che verranno messi a disposizione dei profughi in fuga dalla guerra. Oltre 3.000 transiti registrati quest'oggi all'ex valico internazionale di Fernetti di mezzi in arrivo dall'Ucraina, a bordo donne, bambini, anziani, persone con problemi di salute in fuga dai bombardamenti russi che stanno raggiungendo il resto d'Italia, dove saranno poi ospitati successivamente da amici e parenti. E restiamo in tema per quanto riguarda questa vicenda, perché la sede operativa della Protezione Civile di Palmanova potrebbe essere uno dei 2 hub nazionali di raccolta e smistamento dei farmaci e dispositivi sanitari a favore dei profughi. Anche da sottolineare che, come detto, sull'accoglienza è previsto eventualmente anche di organizzare un campo per profughi in Polonia e vi è la disponibilità di una delle colonne mobili per allestire 250 posti letto. Anche questa decisione sarà presa nelle prossime ore, mentre già domani sarà avviata la distribuzione di generi di conforto in frontiera a Fernetti e Tarvisio con i volontari. Lo ha riferito il vice governatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi, che ha partecipato con l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti alla riunione in videoconferenza con i prefetti della regione e dell'Associazione Nazionale dei Comuni del Friuli Venezia Giulia. E adesso cambiamo completamente argomento, andiamo a Monfalcone per dire che una nave battente bandiere panamense è stata sottoposta a fermo amministrativo da parte della Guardia Costiera, che ha riscontrato, oltre ad irregolarità sulla sicurezza, anche significative carenze igieniche nei locali dell'equipaggio e pessime condizioni di lavoro a bordo. La nave è una porta infuse di circa 15.000 tonnellate di stazza lorda proveniente dalla Grecia. Potrà ripartire da Monfalcone per la sua prossima destinazione, che è Istanbul, solo dopo aver sanato le carenze riscontrate. E andiamo a chiudere con i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 5.554 tamponi molecolari, 266 nuovi contagi, percentuale di positività del 4,79%, 5.184 i test rapidi antigenici realizzati, 319 casi, pari al 6,15%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 16, i pazienti ospedalizzati scendono a 191. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 6 persone. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione sera. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net o altrimenti sulle nostre pagine social collegate. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonasera. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.